contatore forestale, sono un libero professionista e appunto con Salviamo il Paesaggio abbiamo stretto dei rapporti, portiamo avanti delle idee comuni. Riguardo i contratti di fiume, io mi scuso ma sono stato un po' avvisato da Moreno un po' all'ultimo perché ha avuto questo contrattempo, porto i suoi saluti e vorrei un attimo portare l'esperienza che è quella di Salviamo il Paesaggio rispetto al tema dell'acqua e al tema dell'acqua legata al paesaggio. Ecco Fabio, ti chiedo solo una cosa, se puoi appunto rimanere nei tempi di 5 minuti, prego. Certo, sì, sicuramente. Dunque, noi diciamo, Salviamo il Paesaggio Asolo Castellana si occupa di una piccola porzione di territorio ovviamente, però è una porzione di territorio che è sempre stata legata molto al tema dell'acqua e ha vissuto anche recentemente una serie di problemi legati ovviamente a esondazioni dell'Avenare, del Muson, che sono state diciamo deleterie proprio per la cittadinanza. Ci si è resi conto dell'importanza dell'acqua, come se non fosse già ovvio. Una cosa che ho visto i relatori precedenti su cui hanno insistito è il fatto della partecipazione del basso e il fatto di comunque vedere questi contratti di fiume come uno strumento che va un po', secondo me, a sopperire a quelle che sono un po' le carenze che può avere l'amministrazione. Perché è vero che, come diceva Sartori, le amministrazioni dovrebbero essere competenti, ma molto spesso ci scontriamo invece con una politica che non è, per così dire, preparata su tutti i fronti, ma non può esserlo, perché per quanto riguarda la nostra esperienza, è molto difficile, assai difficile vedere degli amministratori che a 360 gradi riescono ad affrontare tematiche complesse basandosi sulla propria forza, diciamo. Quindi la necessità, secondo me, è quella di vedere gli amministratori, di spingere gli amministratori ad affidarsi a dei tecnici competenti, affidarsi a delle persone che conoscano, ad ascoltare. I contratti di fiume dovrebbero essere proprio uno strumento con cui ci si siede a un tavolo, si ascolta, si prende nota di tutte le posizioni che vengono sollevate e poi alla fine chiaramente ci sarà qualcuno che deve decidere, ma chi decide deve aver ben presente quelle che sono le istanze di tutti quanti. Io per esperienza personale e professionale vedo anche molte realtà al di fuori del Veneto, al di fuori del circuito, diciamo, dell'ambiente italiano. È molto più facile in altri ambienti rispetto a quello veneto, secondo me, vedere amministratori con una visione più ampia. Non che questo significhi che i nostri amministratori non sono in grado, ma molto spesso si preoccupano troppo del presente avendo una visione un po' miope forse. Questo è un problema che deve essere assolutamente superato. Il problema dell'acqua è un problema serio, non possiamo continuare a rimandarlo, come diceva prima il professor Bastiani, con delle risposte che tardano ad arrivare e che prolungano un po' l'agonia dei nostri fiumi. Se noi andiamo a vedere l'indice di funzionalità fluviale o l'indice biologico sui nostri fiumi, ci sono dei tratti sicuramente di elevato valore biologico e naturalistico, ma siamo anche consci del fatto che ci sono dei forti limiti. Questi limiti sono molto spesso ben noti, non sono cose, diciamo, delle sorprese. Quindi, come dire, è un po' un cane che si morde la coda e fa finta di non vedere e che lascia al futuro una risposta concreta. Ci vuole coraggio. Secondo me ci vuole tanto coraggio da parte degli amministratori, ci vuole tanto coraggio da parte di tutte le associazioni che si impegnano in questo campo, perché non è facile spesso combattere con un'amministrazione che tarda a rispondere e molto spesso, devo dire, anche con dei cittadini che qualche volta fanno un po' spallucce e si girano dall'altra parte.
a meno che non succeda qualcosa tipo un'esondazione, allora tutti alzano la mano e chiedono qualcosa. Quello che auspichiamo noi rispetto ai contratti di fiume è proprio quello di arrivare in tempi, diciamo, in tempi non troppo prolungati a stabilire delle certezze sul futuro, in modo tale da cominciare a porre le basi proprio di un miglioramento che deve assolutamente avvenire in tempi più brevi possibili. Ci stiamo troppo dilungando, i nostri fiumi stanno soffrendo, nonostante ci siano dei segnali positivi, però direi che è il momento un po' di rimboccarsi le maniche e arrivare al dunque. Speriamo caldamente che i contratti di fiume siano uno strumento, ripeto, sopra, diciamo, una sfera che vadano oltre la sfera politica, che vadano a vedere effettivamente i bisogni che ci sono sul territorio. Grazie a voi a tutti. Grazie Fabio, ti invito a spegnere il microfono.